Open Day al Liceo Leonardo, tanti indirizzi di studi, una buona prospettiva anche per il futuro lavorativo di chi si vuole iscrivere, insomma dei ragazzi. Tanti indirizzi, è vero, un'offerta formativa ampia ed articolata che punta a formare appunto menti brillanti per rappresentare il futuro del nostro Paese. Qui si forma la migliore classe dirigente del Paese e qui specificatamente in questo liceo, che è stato riconosciuto come il primo liceo della città da Eduscopio, i ragazzi hanno l'opportunità non solo appunto di poter scegliere tra una variegata e ampia offerta di indirizzi e di prospettive formative, ma anche di poter sperimentare tante attività extracurriculari, numerose attività extracurriculari che fanno da cornice a quello che è la mera trasmissione di contenuti, ma che di fatto vanno a formare invece appieno una personalità in grado di esprimere un pensiero critico e consapevole, che poi dà ai nostri ragazzi gli strumenti per potersi affermare in qualsiasi contesto della loro vita. C'è anche un indirizzo sportivo che sta andando per la maggiore anche. C'è l'indirizzo sportivo che ha preso avvio nel corrente anno scolastico, non sta andando per la maggiore perché chiaramente l'indirizzo scientifico tradizionale rimane ovviamente la punta di diamante del nostro istituto. Lo sportivo va a completare, diciamo, anche una certa tradizione importante che è nella storia del Leonardo, che ha caratterizzato la storia del Leonardo, e cioè quella dell'attività sportiva e della cultura dello sport come espressione di valori che aiutano a completare la personalità dell'individuo e anche a dare come dire, un senso di cittadinanza più consapevole, quindi il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la collaborazione, il sostegno altrui, eccetera. Naturalmente il Leonardo in questa vasta offerta punta anche ad orientare i ragazzi sia dal punto di vista personale che professionale attraverso delle iniziative curriculari ed extracurriculari che danno loro la consapevolezza di quelle che sono le attitudini, le proprie attitudini, attraverso percorsi di mentoring, ma anche attraverso diciamo testimonianze di mentor esterni che naturalmente danno loro l'opportunità di puntare sulle proprie attitudini per poter poi effettuare le scelte del futuro. In questo il Leonardo è stato ritenuto proprio dal Ministero una tra le scuole più innovative del territorio. Tra le novità anche il biomedico. Il biomedico è una conferma chiaramente ed è, diciamo, un indirizzo che ogni anno si implementa sempre di più, un indirizzo in cui la giusta aspirazione di tanti giovani che vogliono intraprendere le professioni sanitarie con in testa ovviamente la medicina, ma non solo, trova in questo indirizzo chiaramente la base per esprimere quelle competenze necessarie poi non solo ad affrontare i test universitari, ma soprattutto il metodo per poter affrontare gli studi, perché i nostri studenti, il liceo Leonardo è riconosciuto il primo liceo della città anche perché i risultati a distanza dei nostri studenti, cioè i risultati nei primi 2 anni dell'università, sono risultati eccellenti e superiori rispetto a quelli di altre realtà scolastiche, proprio perché i nostri studenti hanno l'opportunità di approcciarsi, diciamo, allo studio con un metodo, una disciplina e anche dei contenuti assolutamente diciamo consoni alle loro attitudini. Le lingue sono importanti col Cambridge? Assolutamente, le lingue sono un altro dei pilastri fondamentali del nostro istituto, perché noi siamo un liceo linguistico, il primo liceo linguistico del territorio. Le 3 lingue che si studiano sono le 3 lingue che chiaramente vanno per la maggiore in Europa, mi riferisco ovviamente all'inglese, il francese e il tedesco, ma accanto a queste noi abbiamo inserito la Cambridge
Language School, che consente da un lato nel percorso linguistico di inserire un'ulteriore quarta lingua che è il cinese, oltre naturalmente al Business English, che è appunto una disciplina che i ragazzi studiano in inglese ma che ha, diciamo, un respiro giuridico economico. Per quanto riguarda invece il Cambridge tradizionale, in questo caso i ragazzi non solo implementano le loro competenze, diciamo, in English as a second language, quindi attraverso la conversation con le madrelingua, ma anche conseguono una certificazione al quarto anno su discipline quali per esempio la matematica e la storia, che consente loro appunto di acquisire ulteriori competenze da spendere anche presso università straniere. Un ultimo dito, puntiamolo sulla curvatura robotica. Allora, la curvatura robotica, unitamente alla curvatura, al nuovo percorso scienza dei dati e intelligenza artificiale, sono, diciamo, i nuovi nati, nascono da questa tendenza all'innovazione che da qualche anno caratterizza il nostro liceo e che chiaramente ha messo, diciamo, ha posto l'attenzione su quelle che sono sicuramente le discipline che possono garantire un più immediato inserimento nel mondo del lavoro dei nostri giovani, una volta ultimato ovviamente non solo il percorso liceale ma anche quello universitario. Tuttavia, soprattutto con la robotica che forma diciamo, gli esperti in machine learning, in robotica, naturalmente tutti coloro i quali trattano per esempio scienze dei dati e intelligenza artificiale, i big data, l'ingegneria informatica, danno chiaramente quelle competenze necessarie ad intraprendere quelle che vengono definite oggi a ragione le professioni del futuro, tra le prime 10 professioni del futuro.